È il momento di introdurvi un personaggio veramente molto particolare che è salito anche su palchi prestigiosi insieme per esempio a Davide Van der Sloss, giusto per fare un nome, ed è un personaggio che magari c'entra relativamente con la realtà bergamasca, ma ha un progetto che poi è molto più di un progetto, è una vera e propria operazione culturale, diciamo, che riguarda la cosiddetta Koiné lombarda, cioè ha sviluppato un modo di scrivere il dialetto che dovrebbe sulla carta uniformare i dialetti, cioè non che ognuno di noi deve parlare quel dialetto lì, però quantomeno se scrive usando queste regole dovrebbe essere leggibile da tutto il territorio lombardo. Scrive delle canzoni che sono molto molto originali e che Lissander Brasca. Eccolo qua. Ciao Lissander. Beppi, ciao Beppi, un grande Beppi. Un applausone al Beppi, che dovrebbe suonare tutti i giorni in provincia di Milano. Vabbè, ma contento di Brescia. Giusto qua, senza fargli due palle quadre. Che cos'è la Koiné lombarda? Allora, quante ore abbiamo per... No, proprio giusto per spiegare un po' meglio. 20 minuti. Allora, la Koiné che canto io, che uso io, è un insieme di dialetti. Ho messo insieme un po', in maniera un po' ragionata, i dialetti dell'Occidente, della Lombardia, Milano, Como, Pavia, Sondrio, che sono molto omogenei, con quelli dell'Est, cioè di Bergamo, Cremona, Brescia. E viene fuori questa cosa che sentirete adesso, in maniera poi che cambia un pochino da canzone a canzone, perché si può anche divertirsi a cambiare un po'. Poi l'ortografia invece è un'ortografia che serve a rappresentare tutti i dialetti, in modo che ognuno possa pensare nel proprio dialetto, scrivere in quella maniera lì e far capire il testo in tutta la Lombardia, in tutto il territorio linguisticamente lombardo. Questo fa sì che ognuno sia più stimolato a usare il proprio dialetto, perché diventa funzionale nella società, serve a dire anche delle cose importanti. Ecco, io volevo ricordare che Lissander, lo dico sin da subito, ha inciso un CD che tra l'altro è molto ben fatto. Comunque lì alla bancarella del Beppi ci sono tutte le nuove cose del Beppi, ci sono le nuove maglie rosse e azzurre che sono fantastiche, e c'è anche il CD di Lissander Brasca che si chiama Sotto la Cella. Io vi lascio in sua compagnia, signore e signori, Lissander Brasca. Kalimba che se mancamo giù, asfalto spese il palmer, speciate per un più. Caccia via il pensiero della morte, nel membre le moccutte, la gamba risa forte. Risa forte, il naso sulla vena, i due per la strada, e sfida l'urelon. Caccia via il pensiero della morte, ben fregia una lasagna alla tavola di eroi. Mai si scusa, e io le sola un invece modrea ricamar. Caccia via il pensiero della morte, il naso sulla reda, la gamba risa forte. E poi Beppi e Prisma, in Oduma bravi, in Anca bei.
Le donne dicono che frigo quello lì. Ah, mi piace però fare la parte dell'indesit. Cioè, voglio quello che mi fa più ti scioccolata. Vada lì. Vada vecchio gelotto. Dai. Lo struzzo intendo. Le donne dicono. Ma ho il nonno Biotto? Non l'avevo. L'avevate visto voi il nonnino Biotto? Ma non sembra dolci. La Biotto qui passa circa Petenas. Il sistema al cerchietto coi ma al party mondano col telefonino in mano.